Domenica 26 maggio 2019 vi parlo dal cortile della Fondazione Franco Zeffirelli, in particolare nel luogo di ospitalità dello Zeffirellis Tea Room. Insieme a me c'è Anna Maria Tossani, personaggio televisivo conosciutissimo che dirige e coordina gli eventi che si susseguono soprattutto nel periodo estivo in questo suggestivo cortile che ci riporta nel cuore di Firenze. Siamo a pochi passi da Palazzo Vecchio, da Piazza del Duomo, dagli Uffizi, insomma siamo nel cuore pulsante del centro storico di Firenze. In questo cortile ormai da tempo si susseguono eventi importanti. Assolutamente sì, perché è un cortile che è stato riproposto alla gioia di coloro che arrivano qui dopo questo lungo restauro effettuato per conto del maestro Zeffirelli in occasione appunto della riapertura poi del museo e della Fondazione Zeffirelli. Perché oggi siamo qui? Siamo qui perché una delle nostre manifestazioni prevede la presentazione di libri, ne abbiamo avuti tanti, dalla Luisanna Messeri a libri estremamente interessanti come quello che presentiamo oggi. L'autore è un giovane avvocato, anche se ormai diciamo è più designer e soprattutto ormai scrittore, che presenta la sua prima opera che è stata premiata già con il premio della Biennale di Tutte le Arti, novembre 2018. L'opera si intitola Bivium, è un percorso molto interessante in quello che sono gli stati d'animo di un giovane, ma che sono comuni poi a tutti noi, ed è alla fine dà una risposta bella, molto profonda. Quindi è un giovane interessante, a me piace poter valorizzare i giovani. Doretta Boretti, come i nostri telespettatori ben sanno perché è una abituale ospite dei nostri incontri con l'arte, è la presidente della Biennale di Tutte le Arti che si tiene ogni 2 anni in Palazzo Vecchio. Quest'anno ha avuto anche un appendice qua nello Zeffirellis Tea Room con l'esposizione di sculture e pitture, però per quanto riguarda la letteratura è stata lei che ha premiato e quindi ci ha aiutato a scoprire Bernardo Giusti. All'epoca ha partecipato con Bivium, che era un inedito. Oggi questo inedito è diventato invece una pubblicazione a tutti gli effetti. Sono emozionatissima perché io ho avuto tra le mani, diciamo, le bozze di questo romanzo e come tanti altri giovani e meno giovani inediti che mi sono stati mandati per la Biennale, perché ne arrivano tantissimi, e ho avuto proprio, non lo so, un'emozione nel leggere queste. Cosa ti ha colpito in particolare dei contenuti di Bivium? Allora, io che scrivo, tu sai, no? E quindi sono particolarmente sensibile a questo tipo di scrittura che mi ha riportato un po' all'Ulisse di Joyce, a tanti artisti anche stranieri del New Romance francese, e ho visto un qualcosa in questo scritto che mi ha portato poi anche alla curiosità di vedere chi c'era dietro, chi era, no? La quando persona hai scoperto l'autore, l'hai conosciuto, l'hai scoperto non fisicamente basta, ma anche intellettualmente, era come te lo immaginavi dopo aver letto il testo o ti ha sorpreso perché non collimavano le due figure, allora, quella reale e quella virtuale? Un ragazzo giovane prima di tutto. Nel romanzo si apprende la capacità lessicale, la perfezione proprio, no? Etimologica, la scelta delle parole, anche si ripercorrono gli studi del greco, del latino, quindi mi aspettavo una persona un pochino più matura. Ecco. Prima ovviamente di intervistare l'autore, spazio anche a chi ha lavorato a questo libro, in particolare a Veronica Boldi, che è la referente della casa editrice Masso delle Fate, che ha seguito in questo suo debutto Bernardo, perché come tutti i debuttanti Bernardo aveva delle esitazioni, delle paure, invece poi le ha risolte brillantemente. Sì, questi giovani che hanno sempre dei sogni nel cassetto e che vogliono
sono un po' titubanti poi nello farlo conoscere a 360 gradi, quindi con la pubblicazione. E è un po' come un mettersi a nudo, ma noi come casa editrice ci teniamo molto ai giovani, ci teniamo a coccolarceli se vogliamo. Dove potrà essere reperito oltre che nelle librerie dai telespettatori interessati ad acquistarlo? Allora, può essere reperito su tutti i maggiori distributori online, quindi da Amazon, IBS alla Feltrinelli, e comunque ordinabile in tutte le librerie e tramite la casa editrice tranquillamente. Ecco. Chi segue abitualmente i nostri incontri con l'arte ricorderà che nel novembre del 2018 abbiamo realizzato un servizio parzialmente nel Salone dei 500, ma anche nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio e qua allo Zeffirellis Tea Room, dal quale vi sto parlando in questo momento. Oggi è domenica 26 maggio 2019, giorno di elezioni, ma nonostante la competitività dell'evento, oggi ci sono tante persone ad assistere alla prima presentazione del libro di Bernardo Giusti dal titolo Bivium. Bernardo l'abbiamo conosciuto, anzi i nostri telespettatori, anche io personalmente, in occasione della cerimonia di premiazione della Biennale di Tutte le Arti nel Salone 500, ricevette il premio dalle mani di Doretta Boretti, che oggi è qua ovviamente a seguire questo evento, come miglior inedito dell'anno. Questo inedito oggi ha trovato un editore, Masso delle Fate Edizione, quindi una casa editrice prestigiosa, e per la prima volta viene presentato al pubblico e alla stampa. Da domani i nostri telespettatori lo troveranno, come si diceva un tempo, nelle migliori librerie. Cosa ti aspetti da questo primo impatto col pubblico? Molti dei presenti ovviamente ancora non hanno letto il libro e tu vuoi rigorosamente mantenere segreta la trama per non togliere il piacere al lettore di scoprire pagina dopo pagina questa specie di enigma. È una specie di filo d'Arianna che va all'interno di un labirinto nel quale tu magistralmente ci prendi per mano e ci guidi, però del quale non sappiamo dove sarà l'uscita. Esatto, un enigma diciamo interiore, quello di Bivium, dove appunto la trama ha come fulcro un mistero che il protagonista, un uomo che ha perso tutto, cerca in qualche modo di risolvere con un viaggio che poi è un viaggio esteriore, ma anche e soprattutto un viaggio interiore. Cosa mi aspetto? Intanto quando una persona scrive per se stesso. Ecco, molti autori dicono scrivo per me stesso, poi magari leggendo il libro si scopre che hanno strizzato l'occhio a molte cose, per cui si deduce che spesso si scrive più per gli altri che per noi stessi. Esatto, spesso... Invece in questo caso tu hai scritto esclusivamente per te. Sì, ecco, dicevo, spesso noi scrittori diciamo appunto che scriviamo per noi stessi, e in parte è vero, perché comunque la scrittura è un atto intimo, è un bisogno interiore. Dall'altro è in qualche modo una bugia, perché comunque il rapporto con il pubblico è fondamentale e edificante per un autore, perché è proprio nel confronto col pubblico che l'autore riesce a crescere, a essere stimolato e a tirar fuori da dentro un confronto costruttivo. Esatto. Sia per il lettore, perché attraverso la lettura è un momento di crescita, Esatto. sia per l'autore, che dal confronto delle opinioni può trarre linfa vitale per le successive opere. Esatto, e diciamo il motivo principale di come è nato, ecco, diciamo, di come è nato questo libro. Questo libro nasce, mi piacerebbe riprendere una frase di Pavese che dice che le cose che ci spaventano non bisogna evitarle ma attraversarle, le cose di cui ci si vuole liberare. Ecco, gli uomini vivono una condizione estremamente dolorosa, anche se poi quotidianamente cercano la distrazione da questa condizione. Io spesso non riesco a distrarmi dai drammi umani, per esempio come la morte, come la sofferenza, come il mistero di Dio. A volte sono temi che effettivamente mi
mi tormentano e rappresentano per me dei mostri, e per me la scrittura è appunto, come diceva Pavese, un modo per attraversare questi mostri. Allora, io devo premettere che Bernardo mi ha chiesto di scrivere la prefazione di questo libro, l'ho fatto molto volentieri dopo averlo letto, e quello che mi ha stupito è la saggezza che trasuda dalle frasi, anche penso molte autobiografiche, che Bernardo mette in bocca al protagonista per evidenziare i passaggi più dolorosi della sua esistenza. Ecco, non si direbbe, vista la giovane età, che tu abbia un'esperienza di sofferenza di vita tale da farti scrivere delle frasi che inducono il lettore a una riflessione profonda. Ora, se ho questa saggezza o no, non sta a me dirlo, e la ringrazio. La conoscenza di una saggezza che rimanda a situazioni di malessere. Tu hai citato, non a caso credo, Pavese, che questa dicotomia esistenziale fra lo scrivere in maniera liberatoria e poi porre fine alla sua vita in maniera diciamo contraddittoria rispetto alla speranza che dava nei suoi scritti, mi sembra non sia casuale. No, esatto, non è casuale, e tutto probabilmente nasce dalla morte di mio padre quando avevo 7 anni, che è stato per me un momento più che doloroso, un momento che mi ha messo in un'età, diciamo, insolita, no? In cui tendenzialmente non si conosce la morte, di fronte a questo dramma umano, e quindi, diciamo, la morte è una cosa che mi ha ossessionato tutta la vita, e quindi fin da piccolo è stato un tema, quindi quello della morte, dell'aldilà, di Dio, che mi hanno sempre in qualche modo ossessionato. Ecco, proprio questi problemi esistenziali li hai esorcizzati o parzialmente esorcizzati con la pubblicazione di questo primo tuo libro? Sì, assolutamente, per me è stato quasi psicoterapeutico, infatti ho iniziato a scrivere questo libro che avevo 23 anni e l'ho scritto gran parte tra i miei 23 e i miei 24, poi sono stato 2-3 anni fermo perché non riuscivo a sbloccare un finale, proprio perché non riuscivo a sbloccare dentro di me un qualcosa che dovevo sbloccare, che poi sono riuscito, se bene o male non lo so, ma a sbloccare. E appunto sono riuscito poi a portare a compimento il libro, e quindi sì, per me è stato un modo, cioè lo è la scrittura e lo è stato questo libro, un modo di esorcizzare. Bivium. Bernardo, perché hai scelto questo titolo? Beh, perché allora, io sono sempre stato affascinato dal dualismo umano, diciamo recuperando Eraclito nella filosofia greca, diciamo da Eraclito in poi mi ha sempre affascinato filosoficamente e proprio anche da un punto di vista umano il discorso del dualismo. Tutto nella vita è doppio, non esiste una verità, le verità sono sempre doppie, il bianco e il nero imperano nel quotidiano, e quindi mi piaceva dare proprio quest'idea che nel libro si può trovare in tante cose, no? Per esempio anche io parlo quasi ossessivamente del mare, che appunto è la cosa più doppia che esiste, perché il mare ha generato l'uomo, ma allo stesso tempo lo ha ucciso, è padre e assassino allo stesso tempo, no? Ecco. E lo stesso io narrante è diviso, no? Tra la vita e la morte, in un dubbio che lo attanaglia, appunto, e che è duale. Quindi questa dualità per me è proprio preponderante proprio nell'esistenza umana, è giusto farci i conti. Bernardo, tu hai detto poco fa che questo libro l'hai scritto, perlomeno nella sua parte iniziale, la genesi, l'hai impostata fra i 23 e i 24 anni, più o meno l'età in cui ti stavi laureando in giurisprudenza. Perché hai scelto degli studi giuridici anziché magari laurearti in letteratura, se pensavi che la scrittura potesse essere così importante nella tua vita futura? Ecco, questa è, diciamo, una domanda giusta che mi ha anche tormentato molto a quell'età. Io ho fatto la scelta di studiare giurisprudenza e ho spesso pensato di far lettere per 2 motivi. Primo, perché io sono una persona estremamente riflessiva e avevo paura e anche nostalgica, quindi la nostalgia dei grandi classici che si studiano al liceo, della filosofia, della letteratura, della storia, e avevo paura che chiudermi in quegli studi, lettere, storia, filosofia, mi avrebbe portato proprio a chiudermi come persona.
E il secondo motivo, quindi ho detto, dato che io sono uno che vive molto fra le nuvole, sono sempre a pensare, a riflettere, volevo fare qualcosa di più pragmatico, no? Come quasi un'esperienza di vita, e la giurisprudenza appunto è una scienza pragmatica perché risolve proprio casi concreti. E l'altro motivo è che io l'avrei fatto perché amo scrivere, però avevo paura allo stesso tempo di entrare in un percorso accademico che secondo me può far crescere in tutti i campi, no, un artista, però lo può anche limitare, cioè l'accademia ha questa, appunto, la dualità, no? Ha questa doppia faccia, e mi faceva paura il fatto di poter diventare uno scrittore accademico, avendo questo sogno da sempre, da quando sono piccolo, cioè il sogno di scrivere, appunto volevo essere libero totalmente in questa che è la mia più grande passione. Vista la lunga gestazione di questa tua opera prima, puoi anticiparci se hai qualche progetto nel cassetto in fase iniziale, magari dovremo aspettare altri 10 anni, spero di no, per presentarla ai nostri telespettatori? No, allora diciamo, aver sbloccato questo libro è stato per me importante e mi ha dato la forza di scrivere tanto altro, infatti mi sto dedicando a scrivere altro, e con anche tanta energia, tanto stimolo, e quindi insomma... Allora noi ci diamo un arrivederci, ma l'arrivederci ai nostri telespettatori è in libreria da domani mattina, Bivium di Bernardo Giusti, edizioni Masso delle Fate. Penso con gli occhi sgranati a quelle nubi all'orizzonte, sulla terra rotonda. Dopotutto, ogni cosa che vediamo è già stata alle nostre spalle.